Ben ritrovati dalla redazione. Monfalcone se ne stava con il cane al parco per l'ultima passeggiata la notte di San Lorenzo. Anziché guardare le stelle come molti hanno effettivamente fatto, è finito steso a terra nel parco di Via del Mulino dopo essere stato brutalmente aggredito, picchiato a tal punto da riportare una prognosi di 30 giorni, volto tumefatto, occhi pesti, ecchimosi sparse sulla parte superiore del corpo, la frattura composta alla spalla, omero destro. Lui, un 22enne monfalconese affetto da disabilità cognitiva, seguito dal CISI. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Friuli sabato 14 settembre per commemorare gli 80 anni della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli. Nella mattinata il Capo dello Stato presenzierà una cerimonia ad Ampezzo. Mattarella e le altre autorità parteciperanno ad una messa, quindi in piazza del municipio avverrà la commemorazione con testimonianze, tra gli altri, del Presidente dell'ANPI Gianfranco Pagliarulo, del Presidente del Friuli Venezia Giulia Federica e dello stesso Mattarella. Il Presidente nel pomeriggio si recherà in visita privata alla mostra Il Coraggio presso il Borgo Alpino di Leggio sopra Tolmezzo. Si va verso la fine di ogni disparità di trattamento economico tra i professionisti dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Non ci saranno più sperequazioni nelle retribuzioni tra chi lavora a Trieste e chi lavora a Monfalcone o Gorizia facendo capo alla stessa azienda. L'annuncio è arrivato dal direttore generale di Asugge, Antonio Poggiana, che ha incontrato le sigle sindacali all'ospedale di Cattinara. La direzione, come spiega una nota, ha presentato una proposta per realizzare l'omogeneizzazione di tutte le voci del trattamento accessorio a carico dei fondi contrattuali dell'esercizio 2024 per evitare disparità. Per gli investimenti nella sanità regionale sono previsti complessivamente più di 275 milioni, oltre 220 per proseguire i lavori di riqualificazione delle strutture dei 3 poli ospedalieri hub di Udine, Pordenone e Trieste e 55 milioni per investimenti utili a rinnovare e implementare la dotazione tecnologica delle aziende sanitarie. Per quest'ultima parte le risorse sono ripartite: 25 milioni all'ASU Friuli Centrale, 15 milioni all'ASU Giuliano Isontina, 10 milioni all'AS Friuli Occidentale, 2,5 milioni ciascuno agli IRCS Burlo Garofalo e CRO di Aviano. Uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata: al mattino cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci e temporali che saranno più probabili sulla zona montana, specie verso il Cadore, ma possibili anche sull'alta e media pianura, nelle zone interne del Carso, al confine con la Slovenia. Temperatura ancora molto elevata in pianura, sulla costa caldo afoso in serata. Temperature minime in pianura fra 21 e 24, le massime fra 35 e 38 gradi, sulla costa minime fra 25 e 27, le massime fra 32 e 35 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.